buongiorno. C'è il backstage. Ora c'è il cluster. Scusate, io bevo un po' di acqua perché... Il microfono dove parla Giuseppe Castiglia. Vuoi cannolo? A te chi c'è? L'omogenizzato, l'omogenizzato della Mellin! Non stiamo scherzando! E io cannolo caracotta, vedi come ci alimentiamo diversamente? Sarà per quello che lui ha i capelli e io no? Sarà per quello che io due bestie e io no? Catalla, buongiorno, good morning, good morning, buenos dias, buon dia e bonjour. Che faccia, calamo? In che senso? No, dico, va, sarebbe anche ora, no? Che è successo? Vabbè, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico per cui abbiamo un attimino così, insomma. Ma qui, quale problema tecnico? Canende, le minchiate, giurista una cosa e ne pensono. Io? Abbiamo ascoltato una canzone in più. Hai visto? Cose che ammattano, va bene. Intanto siamo qui, questa è la Catalla fino alle 2:15, come ogni giorno, da lunedì a venerdì. Ovviamente dalle mitiche frequenze, così si diceva una volta, anni sì, 60. 50. Le mitiche frequenze di Radio Telecoloro. Salutiamo la madrina mamma Paola. Ecco. Salutiamo tutte le partoriente dell'ospedale Santo Bambino di E la Catania. nonna? La nonna, e salutiamo anche Pippo P, Mario G. E poi Luisa S. l'argomento di oggi è il Aspetta, seguente. che c'è anche Claudio, Sì, che sì. oggi c'ha la lisciatura, ci vicini capito con legge cristallo. Se fermava un semaforo, ce ne se ne euro uno e ci ha lisciato tutta la Ha fronte. fatto il relax. Sì, sì. Capito? E poi c'è Tony Etna che sta facendo un backstage di Alla Catalla, quindi sta facendo vedere quello che succede che bella cosa. attraverso una telecamera che immagino sarà poi pubblicato su YouTube, quindi salutiamo gli amici di YouTube e salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, ne approfittiamo, dal resto del mondo, lo possiamo dire perché ci ascoltano davvero in tanti. Gli amici qui hanno portato i cannolicchi, hanno portato i cannolicchi. Devo dire che nel frattempo si sono aggiunte anche Lisa da Mineo e Carla, Tania, Dalila. Ah, Dalila. Volevamo vedere se se lo ricordava. Dalila. Certo. E Dalila sempre da Mineo e che hanno portato i caffè. Invece Cristiano che c'aveva l'omogenizzato. Vuoi mostrarlo anche al pubblico di Alla Catalla, per favore? Cosa? L'omogenizzato. Ma lì, guarda, prendi Escelo. l'omogenizzato un attimo. Esce l'omogenizzato. Scusa, Va, l'omogenizzato va. è un prodotto Di proteico pollo, buono. di pollo. Ecco. L'omogenizzato di pollo. Perché, scusa? Per favore, va. Bella questa canzone, che è? Oh, le 12:36. Sì, ho capito. Chi è? Pronto? Pronto? Sì, pronto. chi? Oh, signor Cristiano, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, siamo internazionali, sono Iachino, mi ha conosciuto. Sì, la sua voce è inconfondibile. Oh, siamo combinati, Tutto siamo bene. internazionali, abbiamo un'impresa, signor Cristiano. Sì. Anche noi siamo DJ. Anche voi DJ? Noi siamo DJ, come lei, come il signor Castiglia. Disc jockey, complimenti. No, decorazioni Iachino. Come decorazioni Iachino? DJ, decorazioni Iachino. In questo momento siamo al Cairo, Egitto. Ah, in Egitto. Ah, non ci crede? Che è successo? Te lo faccio sentire, qua ci sono gli egiziani. Sì. Ha sentito gli egiziani? Un momento, che non ci crede lei, siamo in Egitto. E c'è un catanese qua, c'è un catanese. Siamo negli studi di Radio Telecolor ad Alla Catalla, in questo momento c'è la pubblicità e noi ci siamo misi casule perché Castiglia si va a fumare questa sigaretta con Claudio e Angelo. Luisa e Giuliana, che però non si vuole fare riprendere perché si dia, perché dice che c'ha il profilo brutto. Vi parlo di occhio e di vista, ovviamente, di come potervi difendere magari dagli agenti atmosferici, dalla stanchezza di tutti i giorni, dallo stress a cui i nostri occhi sono sottoposti giornalmente grazie ai computer, grazie alle luci, grazie alla polvere. Cristiano si sta preparando a mandare in onda la prossima canzone. Che non sa neanche quale sarà la prossima canzone. Come sempre. Ci sta pensando sul momento, sotto consiglio di Lisa,
che vuole dedicare qualcosa al marito ma non sa cosa dedicargli. Allora ha pensato bene di dedicargli Immobile. Buongiorno, scusi, fatela entrare, fate spazio che è una signora anziana e si deve sedere. Dategli la sedia. Anziana, c'è lei tutta la sua razza? No, anziana nel senso. Siamo da questo. C'ha la sua età, no? No, già, le mie età sono molto giovani, molto più giovani di tutte queste tonzelle che ci sono qua. Ecco, fate sedere. Ma perché sta entrando con questa presunzione? Ma che tutte queste spinge femmine, cari, non l'ho viste mai, non ci sono abituata. Lei non spinga però, le tratti bene le nostre ospiti. Io le tratto bene, ma cazzo sono petta tanto, scusa, non ci capiamo, non ci capiamo. Perché lei non, uno bianco e uno nero? Lei mangia petto da pollo, non ha caputo niente nella vita. Ma che cosa sta dicendo? Sei cristiano? Aspetta il primo che passa. Ma la gente che può pensare? No, niente. Questi consigli? No, perché, pazzo, per davvero? Ma dove, in buona strada, dove? Le piace come? No, è così per sapere, no? È che il problema è che non la prende nessuno. A cui? Se deve dare soldi lei a quelli per prendersela. A lei c'è ora vengo a campare e girugno con la sedia. Con la sedia no. Sì, ma chi è la fidanzata sua questa? No, sono delle amiche che sono venute amiche a trovare. Amiche di cui? Amiche mie di Castiglia. E perché non servono a casa tutte queste femmine a casa? No, perché? Scusa, perché non mi piace questa cosa, io voglio essere unica. Ma vengono a trovarci. Come? Zitto che si sente. Perché ha lasciato correre tutto lei? C'avevo la cappetta dei documenti? Sì. Che ora stiamo sporogliando questi documenti per stiamo sbrigando, no? Stiamo sbrigando. Sono sì. stata dall'avvocato che per tutte queste cose. Italiano non optional. Sì, continui allora. Radio Telecolor. Siamo tornati, che cos'è che mi fa il segnale lì? Non capisco. I messaggi? Questo solo Claudia dirmi. dice: sinceramente il mio nome mi piace tanto, anche se Martina mi piacerebbe pure, voglio dire, come nome. Magari se avrò una figlia femmina la chiamerò così. E questo è quello che succede durante la pubblicità. Ecco qui Cristiano sta telefonando, però vabbè. Sta parlando col suo amico Claudio. Sembra amici! Mare, profumo di mare. Buongiorno ragazzi, come va? Oggi è una giornata molto stressante al lavoro, mentre il mio ragazzo ancora dorme, ti sembra giusto? Vi mando un grosso bacio, Erika. Tradiscilo, no, scusa. Mara ha origine ebraica e significa amareggiata, infelice, ed era portatrice di morte. Sono quella a cui avete detto no per la canzone di Negramaro. Potevo fare tutto il resto della trasmissione con una mano sola. Mia figlia si chiama Zuleika, mio figlio Ayrton, vi piace? E a tu come ti chiami? Arazio. Ma dillo più dolce. Arazio Bozzupporo. Peppe Cristiano siete grandi, vi ascolto dall'Archimede. Scemotta, ti voglio bene. Vabbè, così c'è scritto. Tu vi rifiuto folle sei. Ciao Padoffi, mi salutate il signor Cristiano e Peppe da Peppe Pidiri, siete grandi. È normale. Ciao Ciccinelli, sono Carlo Ficarra, ma il mio nome originale è Calogero. Chi ne pensi? Perché ti fai chiamare Salvatore, che c'è in sette? Perché Carlo Ficarra buono è. Stavo sotto mano. Picchia c'è la madre, non male. E Cristiano, picchia sotto mano dopo. Non pare, mica mi viene. Ma uomo non pare. Non pare. No, battaglia. Non pare. Ciao raga, siete grandi, devo provare se funziona il cell. Cosa fare meglio che mandare un messaggio a voi? Un saluto da Harry Sile. Mettete buono. Ti auguro che ti spascia su questo cellulare entro 3 secondi. Facci sapere però col cellulare dell'amico, se si spascia. Oggi ho mangiato abbastanza, mi ero un papanza. Cosa sarà? Oggi mi gira la testa, lo stomaco in festa, che male che fa. Nasano manguide, le alla Catalina, Nasano manguide la canzone, ma io dico. Sento la caponatina salire, salire, ancora più. Tu nascio perso su www.giuzzo.it, ascoltate intera. Cuscini vegito mamma, a cuppalato. Bestialità, un elemento, com'era? Mangia. Che tu appena attacchi la videocamera. Ci inimiamo. Com'era? Allora, www.giuzzo.it, dove trovate gli archivi della Catalla, le vignette di Claudio e le loro canzoni. E le minchiate di Quanti sono giuste? Una mente poco stabile che non si può recuperare. Era questo. Musulmano stavo.